Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è ufficialmente la fine estate delle mummie eurocratiche che tornano a darci lezioni dopo decenni di fallimenti geopolitici integrali. Intendiamoci, usiamo il termine mummie in senso politico, queste figure che a breve ci toccherà elencare sono delle mummie politiche, nel senso che appartengono tecnicamente a una stagione politica morta nei fatti, che ha manifestato tutti i suoi fallimenti e che ha generato anche da tempo dei palesi fenomeni politici di reazione, la Brexit su tutti, e che però parlano, ma soprattutto vengono intervistati, se vogliamo definire intervista la situazione per cui un collega regge il microfono e annuisce a ogni cosa che dice l'interlocutore, vengono intervistati, strombazzati, riveriti come se fossero vivi politicamente, cioè come se esprimessero ancora ricette credibili e fondate nell'oggi. E da questo punto di vista c'è stata una doppietta strepitosa, perché ieri Romano Prodi, 2 paginate di intervista su Repubblica, dove ci spiega come dovrebbe andare il mondo, dopodiché oggi il Corriere, evidentemente geloso del fatto che Repubblica fosse l'unica gazzetta che rianimava le mummie eurocratiche, è andato in ginocchio da Mario Monti e gli ha fatto squadernare anche a lui la lezione sull'universo mondo. Tra l'altro è molto istruttiva questa doppietta, perché le interviste le potete scambiare e i due dicono sostanzialmente le stesse cose, perché rappresentano un vecchio mondo eurocratico che ha palesemente fallito e generato anche gli scompensi globali su cui oggi i due sdottoreggiano sui principali giornali italiani. Anzitutto la tesi che li unisce in primis è questa cosa, che Trump e Putin sono uniti dal disprezzo per l'Europa e dal fatto che vogliono affossare l'Europa. Rivelando anzitutto un'attitudine ombelicale tipica delle nostre classi dirigenti, cioè i tentativi di riassetto dell'ordine globale nel 2025 non hanno l'Europa come focus, non hanno l'Europa come baricentro, anche a causa delle politiche di loro signori, che l'hanno resa sempre più marginale, sempre più un nano in mezzo ai giganti. La dialettica in corso tra Trump e Putin riguarda un riassetto globale di cui l'Europa è un tassello, su cui i due hanno un punto di partenza differente. Trump incarna la potenza globale egemone che vuole frenare una globalizzazione tutta a favore della potenza globale emergente, la Cina. Putin è una potenza regionale con una proiezione atomica però globale, che deve uscire nel modo più vicino a una vittoria possibile dal pantano ucraino e possibilmente divincolarsi dall'abbraccio che lo rende di fatto vassallo della Cina. Per questo potrebbero trovare una quadra nell'interesse del popolo ucraino e di chiunque auspichi la pace. Questa è la dinamica in corso tra Trump e Putin. Poi c'è questa fastidiosissima equivalenza per cui un autocrate, un tiranno di scuola KGB che manda gli oppositori a morire nei gulag artici, per Monti e Prodi è uguale al presidente della più grande democrazia globale, al leader del mondo libero, il leader di quella nazione che rende credibile il mondo libero anche dal punto di vista della deterrenza militare. Questa fusione per cui se in America vince un presidente sgradito è uguale a Putin, è uguale a qualunque canaglia globale, è veramente un sofisma di serie Z. Trump ha vinto perché ha raccolto il consenso degli americani su un'agenda, quella sì, la sua, che parla all'oggi, mentre la loro viene da ieri e dall'altro ieri. Cosa incarnano Monti e Prodi? Il fallimento totale del progetto eurocratico. Fanno parte di quella elite pseudotale che le ha sbagliate tutte fin dall'inizio, nel senso che fin dall'inizio non ha scelto il modello di Europa che per esempio invocava Margaret Thatcher, cioè una libera collaborazione tra stati liberi e sovrani, e hanno scelto quello che invece la Thatcher vedeva come fumo negli occhi, cioè il Moloch centralista, il Leviatano di Bruxelles, un
uno stranissimo fenomeno per cui mentre crollava il modello centralista sovietico si è replicato questo modello centralista nella costruzione delle istituzioni europee. Una follia, tra l'altro rilevata giustamente da Matteo Salvini al meeting di Rimini, che ha detto stavamo meglio quando c'era la CE, certo, quando c'era un'area di libero scambio e di libera collaborazione, non un soviet dirigista impiantato a Bruxelles. Monti e Prodi sono stati membri d'eccellenza di quella pseudo-elite eurocratica che ha portato avanti l'illusione, l'inganno per decenni di farsi difendere dall'ombrello americano, NATO, pagato dal contribuente americano, e in geopolitica di farsi gli affari propri anche indipendentemente dall'Alleanza Atlantica, anche flirtando fortemente con nemici dell'Occidente o concorrenti sleali, quantomeno Cina in primis, qui il caso di Prodi è clamoroso. Quindi hanno incarnato anche l'ipocrisia di questa classe dirigente eurocratica. Hanno sostenuto, a volte in prima persona, tutte le eurofollie, da ultimo il Green Deal, il tentativo di cambiare il volto dell'economia di un continente con 4 regole imbastite da 4 burocrati in 4 uffici di Bruxelles. Quindi, dato tutto questo bilancio storico iperfallimentare, Prodi, Monti e chi ha fatto parte di quella pseudo-elite non sono i soloni da ascoltare e omaggiare, ma sono stati nella fattualità storica i veri nemici dell'Europa, i veri nemici dell'interesse dei popoli europei. Grazie a tutti, a domani.